Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati dai nostri studi di Vittorio Veneto per un nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta il mondo degli alpini, il mondo della sezione ANA di Vittorio Veneto e che porta nei nostri studi anche molti ospiti, insomma, che gravitano attorno al mondo degli alpini. Vi dico già che nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo di cori, di coralità e inizieremo un percorso che ci porterà alla scoperta dei cori della sezione ANA di Vittorio Veneto, ma non vi svelo ancora quale sarà il coro che verrà a trovarci qui in studio, ma prima do subito il benvenuto al presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne, che come al solito apre questa trasmissione. Introvigne, ben trovato. Ben trovato a voi, un cordiale saluto e un arrivederci. Dopo un po' di tempo Sì. siamo ancora qui. È passata qualche settimana dall'ultima volta, però avremo modo adesso di ripercorrere un po' tutti gli avvenimenti che ci sono stati in queste settimane. E io partirei dal raduno triveneto delle Penne Nere, il 16, il 17 e il 18 giugno scorsi e la città di Belluno ha ospitato il raduno triveneto. Allora, Introvigne, posto che noi abbiamo ancora nel cuore i ricordi del 2018, quando è stata proprio Vittorio Veneto ad ospitare il raduno triveneto, le chiedo come è andato questo raduno del terzo raggruppamento, numeri significativi, una bella atmosfera, siamo finalmente tornati anche con i numeri pre-pandemia, giusto Introvigne? Bene, direi benissimo, anzi sì, lo scorso giugno 16-18 il grande evento in gergo detto il Triveneto perché nella forma ufficiale si chiama del terzo raggruppamento, uno dei 4 nazionali in cui è ripartita l'ANA, e l'abbiamo vissuto a Belluno, tra l'altro la mia città natale, direi con un grandissimo risultato sotto il profilo soprattutto dell'alpinità e dei suoi valori. Ci siamo introvati insomma in casa degli alpini e questo non è da poco e nel piccolo insomma abbiamo rivissuto ecco, quello che è stato lo spirito anche della grande adunata nazionale di Udine a maggio. Certamente, certamente. Tanti sono stati i momenti ufficiali, intanto stiamo vedendo anche le immagini molto belle e suggestive, abbiamo visto parte della sfilata di domenica, ma tra i vari appuntamenti c'è stato un appuntamento che ha riguardato da vicino la sezione di Vittorio Veneto e ha riguardato da vicino il reparto Salmerie nella memoria di Iroso. Sì, beh, abbiamo avuto, direi, un sabato pomeriggio 17 giugno di gloria, di ricordi, in memoria appunto di Roso, l'ultimo alpino che ha fatto il servizio militare, ed è stato un ritorno a casa perché alla caserma Salsa d'Angelo, la Salsa in particolare, siamo stati accolti in forma solenne e ufficiale con un dono che abbiamo fatto al comandante del 7° Reggimento Alpini, il colonnello Andrea Carli, e a nome suo appunto al reggimento intero abbiamo portato in dono il basto di Roso che verrà conservato nel museo del 7° Reggimento Alpini a Villa Pat di Sedico. Ecco, lo abbiamo fatto ovviamente concertando il tutto anche con il collega presidente Lino De Pra, il comitato organizzatore dell'evento a Belluno, il raduno del raggruppamento. L'abbiamo fatto alla presenza
del Labaro nazionale, che è il massimo simbolo nostro, del Presidente nazionale, di parte del Consiglio direttivo, ma non solo, appunto del comandante del 7° Reggimento Alpini, di un reparto del 7° Reggimento degli Alpini in servizio, l'esercito dei professionisti appunto, davanti a tanti vessilli, a gagliardetti, a un pubblico notevole, perché la caserma era stata aperta in occasione anche dell'inaugurazione della mostra che il 7° Reggimento Alpini ha fatto delle proprie mezzi, strutture e attrezzature, e quindi dopo come dire, l'onore ai caduti abbiamo avuto noi l'onore, ecco, di fare questo importante gesto che di fatto è quello che conclude le celebrazioni e la grande epopea di Iroso. Ecco, stiamo vedendo proprio in questo momento, grazie alle immagini di TVA Vicenza, il momento, appunto, la stretta di mano, il momento in cui c'è questo passaggio di consegne. In Trovigne abbiamo visto, stiamo vedendo le tante persone che appunto assiepavano il piazzale della caserma Salsa, un luogo iconico, un luogo significativo per tanti alpini. Lei in Trovigne che emozioni ha provato in quel frangente? Beh, una doppia emozione, innanzitutto perché è stata la mia caserma durante il servizio di leva dopo la scuola militare alpina di Aosta, ed anche perché appunto là ci stanno tutti i ricordi di un bel periodo e i ricordi appunto di Iroso. Lo stesso reparto era presente, ecco, nella massima sua espressione con tutti i 4 muli che compongono il reparto appunto odierno, e ho accompagnato Antonio De Luca, Tony Tobero, per noi emozionatissimo, lui, ma un po' di sincera emozione l'ho vissuta anch'io, emozionatissimo perché lì dentro ha cominciato ed ha finito la storia, ecco, della vicenda dei muli che erano destinati allora a diventare carne da macello. Lui ne ha portati a casa ben 13, che poi sono stati quelli che hanno costituito il reparto e che hanno dato luce, gloria e lustro anche alla nostra sezione. Oggigiorno difatti è un reparto rievocativo perché ripercorriamo la storia, il percorso, le tradizioni delle salmerie. Certo, avremo modo in una delle prossime puntate di raccontarvi proprio dall'interno, anche di ripercorrere la storia del reparto Salmerie, però giustamente come ci diceva lei in Trovigne andiamo a mettere un po' la parola fine alle celebrazioni, anche al ricordo di Iroso. Mi ricordo che anche lei in una delle scorse puntate ci diceva sì, evitiamo di mitizzare troppo, insomma, però continuiamo a portare avanti la memoria, e quindi questo è stato un po' il suggello, il momento conclusivo, giusto, di questa sì, bella avventura. Assolutamente sì, e anche, come dire, sono questi bei ricordi che ci danno lo stimolo, che danno lo stimolo appunto ai componenti del nostro reparto, agli sconci, per continuare l'attività, che del resto è apprezzatissima, lo si vede in ogni occasione, in ogni cerimonia in cui compaiono, che sono molto ben come dire, ricordati, salutati. C'è la curiosità soprattutto anche dei bambini, ma non solo, ma anche degli adulti, di vedere come questi animali si muovono, come sono docili per certi versi, ma bisogna avere comunque sempre tanta prudenza e attenzione, e questa ci serve proprio anche per rinvigorire, ecco, le nostre energie, ecco, per dar spazio ancora e che duri nel tempo. È una delle componenti del resto della nostra sezione reparto Salmerie, e di conseguenza ne abbiamo anche, come dire, un giusto vanto in sostanza in questo. Certamente, certamente. E con questo appunto ricordo di Iroso chiudiamo questo primo argomento riguardante il raduno Triveneto, il raduno del terzo raggruppamento appunto che ha avuto luogo a Belluno il 16, 17 e 18. Ecco, potremmo aggiungere, se il vicepresidente Casetta ci sta dietro le quinte, mi dà una conferma, potremmo aggiungere, ecco, un'ultima
come dire, un ultimo gesto in sostanza, che poi è un viaggio di piacere. Sostanzialmente abbiamo programmato una visita al DOS Trento, che è il Museo Nazionale degli Alpini, il prossimo 23 settembre, se tutto va in porto, perché lassù, oltre a vedere la bellezza di quel luogo, il museo che è stato completamente rifatto, e visitare la città di Trento, c'è anche il ricordo di Roso dentro una bella teca e bella mostra dello zoccolo, con la matricola originale, appunto il 212. Quindi ci sarà anche questo appuntamento, l'abbiamo forse appunto ricordato più volte, che a Trento c'è questo zoccolo, ancora una volta a memoria, insomma, dell'ultimo mulo alpino. Voltiamo pagina, ha avuto ampio risalto nazionale nei giorni scorsi l'inaugurazione del cammino delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene nel territorio UNESCO. Questo cammino, questo sentiero, questo percorso che da Vidor arriva a Vittorio Veneto, percorrendo appunto il fantastico territorio appunto che è stato insignito dall'UNESCO. Allora, in Trovigne gli alpini, anche loro, hanno fatto la loro parte. In che modo? Sì, abbiamo avuto grande spolvero sabato 8 luglio alla cerimonia di inaugurazione a Vidor, alla presenza del presidente della Regione del Veneto, il governatore Luca Zaia, ma non solo, con tante altre autorità, sindaci, viceprefetto, Sua Eccellenza anche il Vescovo Corrado. Noi ci siamo entrati, come dire, su invito dell'associazione delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene già un paio di anni fa, quando era nata l'idea, e abbiamo concorso alla realizzazione di questo percorso del cammino, appunto, che è stato illustrato una sorta, come dire, di cammino di Santiago di Compostela per noi qua sul nostro territorio, e in sostanza attraverso la collaborazione di 3 sezioni ANA, quindi Valdobbiadene nell'ordine da ovest verso est, poi Conegliano e infine Vittorio Veneto, abbiamo collaborato con la collocazione di tutte la tabellonistica, la segnaletica, che è stata realizzata ad hoc, apposta, partendo appunto da Vidor fino a Vittorio Veneto, 271 cartelli, percorrendo i 51 chilometri di questo intero percorso, che ha sul progetto 4 tappe per i camminatori, quindi solo camminatori a piedi, che ha un dislivello superiore ai 2400 metri, quindi diventa anche molto impegnativo, e che percorre proprio tutta la fascia pedemontana, passando in cresta alle varie colline, toccando il punto più alto, che è qua vicino a Vittorio Veneto e Montebaldo, e attraversando 6 comuni, e vi hanno aderito appunto e partecipato 6 nostri gruppi per quanto riguarda la sezione di Vittorio Veneto, che sono nell'ordine quelli di Miane, di Follina, di Cison di Valmarino, di Tarzo, di Revine e il gruppo città di Vittorio Veneto. Ecco, dicevo, un gran spolvero sabato 8 luglio perché abbiamo partecipato in forma ufficiale all'inaugurazione, siamo stati appunto anche ringraziati per questo, e come una delle componenti che hanno dato la possibilità di realizzare. Lo abbiamo fatto, come dire, con tanta buona volontà, ci siamo impegnati sottoscrivendo una convenzione con l'associazione, e anche per una futura manutenzione, intendendo per manutenzione quella ordinaria ovviamente, ma anche assicurando la percorribilità dell'intero cammino, quindi vigilando anche sul percorso stesso, andando a controllare periodicamente, e soprattutto ci siamo così accordati, ecco, dopo magari gli eventi atmosferici significativi che potrebbero creare ostruzioni, impedimenti e quant'altro. Ecco, questo è il nostro ruolo.
siamo stati ben lieti e contenti di poterlo sviluppare e quindi sappiamo che è una proposta per un futuro di crescita del nostro territorio, di valorizzazione e come diceva il governatore, se è vero che passeremo da 200-300 mila visitatori a 1 milione nell'arco di qualche anno, insomma questo non è sicuramente cosa da poco. Certo, in Trovigno è molto interessante questo aspetto, molto bello che anche gli alpini da una parte siano stati coinvolti in questo ampio progetto, dall'altra come al solito insomma abbiano dato la loro ampia disponibilità nella realizzazione, appunto ci diceva poc'anzi 271 cartelli e tutto quello che insomma vortica attorno a questo percorso sulle colline del Prosecco. Sì, e poi ha varie valenze anche. Noi come alpini lo ricordiamo anche perché storicamente è il percorso che congiunge il Piave a Vittorio Veneto, quindi la storia della Grande Guerra, certo. ed è la storia anche che hanno percorso i nostri soldati, preceduti appunto dagli Arditi nella liberazione, quindi nella battaglia conclusiva cosiddetta che si è conclusa a Vittorio Veneto 30 ottobre 1918, per cui c'è anche questo significato storico. Poi ovviamente è un percorso naturalistico di pregio, di rilievo attraverso le colline dove si è sviluppata la coltivazione della vite e quindi del prosecco attraverso il tipico vitigno del Glera. E ovviamente va vista anche come una incentivazione del turismo, un recupero anche di tutti, come diceva lo stesso governatore, di tutte le attività turistiche eccetera, senza creare grosse strutture ma recuperando quelle che sono disseminate sul territorio ed anche con delle motivazioni, come dire, serie e propositive, ad esempio sono 51 km senza manco un cestino di raccolta rifiuti perché il messaggio è quello che il percorso e il cammino deve essere tenuto pulito e le immondizie devono essere portate a casa da tutti i viaggiatori, i frequentatori del luogo. Quindi anche tutto il discorso della ecosostenibilità, insomma. Sì, da ultimo non va trascurato quello anche religioso, l'ha sottolineato anche Sua Eccellenza Vescovo Corrado, nel senso che passiamo attraverso i cammini della fede, della spiritualità, della vita cristiana, perché ci sono ben 2 abbazie, quella di Vidor, quella di Follina, ci sono tante chiese anche storiche, ricordiamo quella romana di Arfanta, ma non solo, tanti sacelli, tanti capitelli di devozione e percorsi anche delle antiche erogazioni nostre, insomma tutte le componenti della vita umana, sociale e anche spirituale. Molto bene, grazie Introvigne anche per averci dato questo dietro le quinte, appunto immagino che quasi tutti i nostri telespettatori nelle scorse ore, nelle scorse giornate abbiano sentito parlare appunto di questa inaugurazione perché ha avuto un'eco mediatica importante anche a livello nazionale, però insomma che ci fossero anche gli alpini nel dietro le quinte di questo sentiero, credo che non tutti insomma ne fossero a conoscenza. Sempre qualche giorno fa, il 9 di luglio, domenica 9 luglio, si è tenuto il consueto pellegrinaggio sull'Ortigara e anche in questo caso gli alpini di Vittorio Veneto c'erano, giusto? C'erano, sì, come da sempre. Da un bel po' di anni ormai, l'Ortigara è il nostro punto di riferimento, è il luogo della prima adunata nazionale, quindi un grande segno lassù dove hanno portato la famosa colonna Mozza, con su inciso poche parole ma che dicono tutto per non dimenticare e alla presenza, mi è stato detto dallo stesso Presidente nazionale, di ben 3.000 come dire,
alpini e cittadini, non tutti alpini certo, ma di un numero così considerevole, è stato, ecco, ricelebrato questo, il ricordo, appunto inteso come pellegrinaggio, perché poi adesso c'è anche la celebrazione religiosa, ma c'è anche l'onore reso ai caduti, tanto alla colonna Mozza per quanto riguarda la parte italiana, quanto al monumento dedicato agli austro-ungarici appena sotto la colonna Mozza, quindi con la presenza d'ambo le delegazioni italiana ed austriaca. Questo appunto lo stiamo vedendo nelle immagini, appunto quello che ci stava raccontando Introvigne. Vediamo anche in questo momento il presidente nazionale Sebastiano Favero e appunto questa massiccia presenza in questo luogo significativo, appunto per non dimenticare. Detto questo, abbiamo concluso un po' il riassunto di quanto accaduto per quello che riguarda il mondo degli alpini nelle scorse settimane, nei mesi scorsi. Introvigne, mi sento di dire che sarà un'estate abbastanza tranquilla, diciamo, per la sezione, ma so che verso la fine di agosto riprenderanno tutta una serie di appuntamenti, oppure no? Beh, mica tanto tranquilla, nel senso che dopo il triste periodo della pandemia l'attività è ripresa a grande ritmo a livello locale, quindi presso tutti i 19 gruppi della nostra sezione, che celebrano anche loro momenti significativi, anche insieme a momenti di festa, ma non solo, ma a livello appunto del raggruppamento insomma, ne abbiamo viste tante, ma ce ne sono 2 o 3 cerimonie, eventi a domenica. Domenica a breve, ad esempio, ci sarà la cerimonia anche sul Monte Piana, dopo quella appunto su dell'Ortigara, ma ci saranno anche altri eventi solenni con la partecipazione dell'Albero Nazionale a Monte Croce Comelico, ma poi i centenari delle varie sezioni, e poi noi arriveremo comunque dopo la festa del gruppo di Tovena al San Boglio di Ferragosto, questa è anche una tradizione, il 27 agosto il raduno al Bosco delle Penemozze. Ecco, a tal riguardo mi piace ricordare che abbiamo, come dire, concluso il percorso, ecco, di costituzione di questa grande realtà unica al mondo attraverso anche un atto ufficiale di assegnazione del Bosco delle Penemozze da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, perché era il titolare appunto dell'assegnazione da parte dell'ente proprietario del Comune di Ciano del Marino, quindi assegnazione fatta alle 4 sezioni della provincia di Treviso, e abbiamo anche approvato un regolamento che dà anche via alla costituzione di un comitato, quindi lasciamo a futura memoria ai nostri successori documenti certi e che diano continuità a questo luogo, diventato un appuntamento del Triveneto e non solo, ma anche nazionale, e non solo, perché vengono rappresentanze anche del resto del mondo, parlo di Australia piuttosto che Canada, piuttosto che Sud America. Quindi abbiamo detto il 27 agosto ci sarà il tradizionale raduno al Bosco delle Penemozze, poi ci sarà la dunata sezionale, ma di cui non parliamo perché lasciamo un po' di pepe ai nostri... Appena un po' più avanti. Esatto, sì, ecco, quindi... a inizio settembre, ecco. Diciamo così, ma avremo modo di riparlarne, e poi anche in quell'occasione ci sarà la nostra diretta televisiva come al solito. Caro Presidente, io prima di salutarla le chiedo di fare 2 parole, perché stiamo per aprire un capitolo riguardante la coralità, la nota coralità alpina. Sappiamo che la sezione ANA di Vittorio Veneto ha al suo interno ben 3 cori, quindi non ci facciamo mancare niente. Quest'oggi iniziamo il nostro racconto dal coro Col di Lana. E quindi appunto tra poco avremo alcuni rappresentanti del coro Col di Lana e andremo con le nostre immagini proprio a vedere, anche a sbirciare un po' le prove del coro.
Intro Vigne, l'importanza, proprio in un flash, l'importanza dei cori e in particolare due parole insomma sul coro Col di Lana che da tantissimi anni accompagna le varie iniziative della sezione. Beh, è fondamentale direi la presenza dei cori ANA dentro le sezioni. Noi, pur sezione medio-piccola nel novero nazionale, vantiamo la presenza appunto di 3 cori che sono appunto il coro ANA tradizionale, il coro ANA Col di Lana e il coro ANA Mesulano, e non è da poco questo, sono un fiore all'occhiello della nostra attività. Abbiamo anche avuto modo di sviluppare anche cerimonie ed eventi particolarmente significativi, abbiamo avuto anche la possibilità di avere grande visibilità attraverso partecipazione a manifestazioni della RAI nazionale tempo dietro, ma non solo, ha partecipato anche alla visita che ha fatto il Presidente della Repubblica Vittorio Veneto, e quindi anche questo è un evento importante, e quindi sviluppiamo e manteniamo anche attraverso come dire, la cultura della buona musica, della coralità, soprattutto per quanto riguarda noi quella alpina. Continuiamo nella tradizione, la proponiamo ai giovani perché vedo che insomma, seppur con qualche sforzo, ma ricambio c'è, e quindi devo dire grazie ai 3 cori, ai 3 direttori che sono Berlese, Carlo e Sabrina, le 2 Sabrine sostanzialmente per il Col di Lana del Mesulano, e anche ai 3 presidenti che portano avanti, ecco, questa nobile attività. Molto bene, quindi è giunto il momento di sentire proprio qualche nota. Apriamo il capitolo riguardante il coro Col di Lana e io saluto e ringrazio Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, per essere stato qui con noi. Grazie a voi, buona estate a tutti e noi nella continuità dell'alpinità. Caterina, 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 con gli occhiali agli stessi uniti, Caterina, 20 anni vive sola, non è donna da marito, colleziona bambole di stoffa, ago e filo sempre fra le dita, mano sotto il mento ripercorre piano la sua vita. Caterina, buio, la collane di conchiglie, sembra vice verde che si fa le mille meraviglie. È la terza di 9 sorelle, prima il collo la sua catenina, piange quando pensa a Buenos Aires alla sua Argentina. Quando la vita si nasconde dentro questo vecchio cuore, quanti occhi ha visto questi occhi stanchi di parole. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di luce, prima di dormire cruciverba il segno della croce. E ciclamini, con la stessa cura di una madre con i suoi bambini. Quanta vita si nasconde dentro questo vecchio cuore, quante mani ha stretto queste mani prima di tremare. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di voce, prima di dormire camomilla il segno della croce. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di voce, prima di dormire camomilla il segno della croce.
Seconda parte di Penna Nera, siamo ritornati in studio dopo aver sentito le voci del coro Col di Lana e appunto, come già detto, in questa seconda parte della puntata parleremo di coralità e lo facciamo con i nostri ospiti che ci hanno raggiunto in studio, Marco Carraro e Michele Paludetti, rispettivamente vicepresidente e presidente del coro Col di Lana di Vittorio Veneto. Allora, c'è da dire che noi i cori di Vittorio li intervistiamo abbastanza spesso, Michele Paludetti spesso è ospite, insomma, davanti alle nostre telecamere, però ci siamo accorti che sono sempre magari interviste molto veloci, molto fugaci in occasione delle adunate o di altre iniziative, non si va mai a ripercorrere quella che è la storia, gli anni trascorsi, il percorso intrapreso, l'evoluzione intrapresa dalle varie realtà e dai cori in questo caso. E quindi è proprio per questo che insieme a Maurizio Casetta abbiamo deciso di intraprendere, insomma, questa avventura. Allora, partiamo dal principio, la storia in sintesi del coro Col di Lana. Partiamo da Marco Carraro. Beh, intanto ciao Federico e grazie di averci ospitato in questa occasione. Per quello che riguarda la storia del coro Col di Lana, intanto c'è da dire che l'anno prossimo ne facciamo 50, giusto Michele? Assolutamente sì. E quindi come coro appunto nasce nel 1974 da una costola del gruppo Cozzuolo che si era appena formato, per cui da un gruppo di amici che si trovavano a cantare e a intessere le prime cante alpine a due voci, magari in terza per chi capisce il discorso della coralità, siamo arrivati appunto a formare il coro che in primis era stato affidato a Don Giovanni della Giustina. E Don Giovanni della Giustina ha condotto il coro Col di Lana per un buon numero di anni, fino a quando 33 anni fa hanno ben pensato e hanno cominciato ad essere il coro rivoluzionario, perché il coro Col di Lana è il coro rivoluzionario della coralità alpina. E allora perché? In che cosa consiste la rivoluzione? Beh, inaspettatamente nella ricerca di una nuova conduzione artistica, quindi di un cambio di direzione, è stata contattata Sabrina Carraro, mia sorella, all'epoca direttrice del coro parrocchiale di San Michele in Salsa, e gli è stato chiesto se poteva essere interessata appunto alla direzione di un coro alpino. Non c'era mai stata una direzione femminile di un coro alpino fino ad allora. Non si è mai capito se fosse una boutade, se fosse uno scherzo, ma tant'è Sabrina, che era figlia di uno dei fondatori del coro Ana di Vittorio, perché Ito, il papà, era uno dei fondatori, e non ha avuto altro, assolutamente, non ha avuto il minimo ripensamento e ha detto subito sì. E questo ovviamente ha portato primo a uno stropicciamento d'occhi all'interno del coro stesso, perché c'era chi questa cosa la prendeva un po' in maniera molto così tranquilla, un nuovo direttore, ma erano pochi, ma c'erano tanti che invece, coristi di vecchia data, alpini, fatti e finiti, che non vedevano assolutamente la possibilità che una donna conducesse degli alpini. E quindi c'era anche da combattere questa, diciamo, questo luogo comune che appunto vedeva la direzione di un coro alpino affidata solo e esclusivamente ad un uomo, ecco, un direttore maschio. Però direi che, insomma, da quanti anni Sabrina dirige? Solo 33. Ecco, quindi insomma alla fine credo che la scelta sia stata una scelta vincente, ecco, mi pare di aver capito, oppure no? Assolutamente sì, e forse proprio per questo motivo, perché c'era da combattere uno scetticismo dilagante,
e poi io ero presente perché un anno dopo l'entrata di Sabrina sono arrivato anch'io a partecipare a prove prima e concerti poi, per dar manforte al gruppo dei baritoni, del quale faccio orgogliosamente parte tuttora. E appunto nel combattere questi pregiudizi, insomma, Sabrina ha anche cominciato immediatamente a prima sfruttare quelle che erano le doti del coro di allora, con più di 40 coristi, quindi puntando su una vocalità forte, abbattevamo muri con i decibel che emettevamo praticamente. E poi invece ha mirato ad una crescita, e una crescita particolare e direi qualitativa, proprio perché c'era anche la necessità di dimostrare che il coro Col di Lana, diretto da una donna, era capace di produrre canzoni e cante di qualità, musica di qualità. E questo è stato un po' tutto quello che è stato il percorso appunto rivoluzionario anche all'interno della coralità del coro stesso, insomma. Molto bene, passerei la palla a Michele Paludetti. Ti abbiamo visto qualche istante fa nelle immagini che insomma sono andato un po' a raccogliere. Tantissime sono le esibizioni che in questi anni abbiamo documentato, appunto ho fatto una selezione. Michele, non solo corista, ma anche presidente del coro. Allora, che cosa vuol dire essere intanto presidente di un coro e del coro Col di Lana? Allora, buongiorno, buonasera a tutti e grazie dell'invito, Federico. Essere presidente del coro Col di Lana è impegnativo. È impegnativo perché comunque è un coro che ha nel DNA, specialmente negli ultimi anni, la voglia, la, tra virgolette, non adesso fraintendeteci, presunzione di voler cantare bene. E questo sicuramente ce l'ha inculcato la nostra maestra. Non contenta mai del traguardo raggiunto, ma mettendo sempre nuovi paletti da raggiungere. E questo stimola sicuramente noi coristi. E questo, se qualche anno fa, quando è stato fatto questo passo importante, andando verso una coralità molto più sensibile, uno studio della musica, uno studio dei pezzi in modo da essere sempre ben messi nel momento in cui cantiamo e di far passare i nostri pezzi come gran bei pezzi, e ha provocato un po' uno scossone perché tanti coristi non erano pronti a mettersi a disposizione imparando magari la musica, imparando le note e un po' di solfeggio, e questo non è stato accettato da tutti. Questo però è stato un passo fondamentale per la crescita del coro Col di Lana. E io ringrazio ovviamente i miei due presidenti che mi hanno preceduto, da Maurizio Casetta, che ovviamente fa parte della sezione, vicepresidente della sezione di Vittorio Veneto, e Guido D'Are, che comunque sono stati presidenti che hanno sempre lavorato benissimo e hanno sempre portato in alto il nome del coro Col di Lana. Il gruppo c'è, il gruppo è un gruppo in questo momento amalgamato, è un gruppo che sa anche divertirsi nei momenti giusti, sa anche essere serio quando ovviamente l'impegno deve essere totale, ma è un gruppo che ha bisogno sicuramente, credo come tutte le associazioni, dal cori, dal teatro, qualsiasi altra associazione, di nuove entrate. Però ha avuto la fortuna negli ultimi 2 anni di avere new entry che hanno comunque aiutato a tenere o alzare anche il livello del coro. Perciò in questo momento direi che siamo soddisfatti e piacevolmente proiettati al futuro e con la speranza sempre di avere nuovi coristi che abbiano la voglia di mettersi in discussione e di entrare nel nostro coro. Certo, infatti nelle immagini che vi andrò a proporre nel corso di questa puntata magari vedremo qualcuno che non c'è più, qualcuno appunto che
è arrivato, quindi questo è il bello di un gruppo di persone che si ritrova con un obiettivo comune, quello appunto di portare avanti il bel canto, che non è proprio una cosa così scontata. Allora, se siete d'accordo, io andrei subito a sbirciare un po' all'interno delle prove del coro Col di Lana, quindi abbiamo mandato una nostra telecamera a vedere qual è l'atmosfera, insomma un po' il backstage, il dietro le quinte del coro Col di Lana, e anche per capire insomma cosa ci sta dietro, qual è la preparazione, la difficoltà, l'impegno, l'abnegazione appunto che ci sta dietro poi all'esecuzione di un brano. Andiamo a vedere. Da quanti anni canta nel coro Col di Lana? Iniziato a metà 2019. Canto nel coro Col di Lana da un annetto ormai. Da 12 anni. Sono 8 anni che canto nel coro Col di Lana. Esattamente dal maggio 1975. Sabrina Carraro, da quando è iniziata l'avventura col coro Col di Lana? Dunque, nel lontano 91. Ecco, all'inizio il coro Col di Lana si contraddistingueva per una direttrice al femminile. Sì, perché ho avuto la fortuna di essere la prima donna a dirigere un coro alpino in assoluto. Dopo, per fortuna, non sono stata l'unica e per fortuna adesso ci sono diversi cori alpini e maschili diretti da donne. L'impatto è stato sicuramente forte, ecco, mettiamola così, anche perché devi pensare che a quel tempo, insomma, c'erano questi coristi, c'erano proprio gli alpinoni, quelli proprio veraci, e c'era anche chi diceva una donna, mai, chi è che la vuole questa qui? Quindi insomma, ma non ho faticato tanto a conquistarli, per fortuna. Che cosa vuol dire cantare in un coro e in un coro alpino? Un lavoro di squadra e quindi fare la propria parte e saper anche lavorare in gruppo. In un coro alpino significa conoscere, almeno per la mia generazione, conoscere un patrimonio che appunto magari non abbiamo potuto scoprire di persona. Cantare in un coro è cantare tutti con le stesse vibrazioni e le stesse emozioni. È una bellissima esperienza perché, almeno per me, ho scoperto tante cose nuove, anche perché il coro Col di Lana spazia da brani legati agli alpini a musica sacra, gregoriana e quant'altro. E quindi insomma è un'esperienza veramente formativa. Condividere emozioni, appartenere a una famiglia sicuramente, anzi la seconda famiglia, e divertirsi. Il coro Col di Lana ha compiuto un percorso in tutti questi anni. Qual è la cosa che inorgoglisce di più? Il fatto che i coristi siano continuamente disponibili ad imparare e cambiare.
il loro modo di cantare, le canzoni che sanno, di ampliare proprio la loro cultura musicale, e mi riferisco tanto ai coristi più giovani quanto ai coristi più anziani. Ne abbiamo perso uno la scorsa settimana ed era proprio un esempio di questo. A 70 anni Tony si metteva a cantare in inglese, e quindi, ma questo è solo l'esempio, perché questo ce l'hanno un po' tutti nel DNA. Questa è veramente la cosa che caratterizza il coro. Non hanno paura di mettersi in gioco, non hanno paura di fare cose nuove, e questo è veramente un grande, grande riconoscimento e un grazie a loro. Ero padre, ero voce, ero sogni, ero re, ero sposa, profumo di rosa, ero occhi e parole nel gelo, ero re, ero fame, deserto sul viso. Un aneddoto, un ricordo che ti porti nel cuore di questi anni col coro? Beh, tutte le adunate, dalla prima di Torino che ho fatto all'ultima. Tanti ricordi belli. Forse il ricordo più bello di andare alla sfilata di Bari, che è stata molto bella, è stata in affiatamento perché siamo andati giù in treno, tutta la famiglia corale insieme, e quindi abbiamo fatto veramente un bel viaggio. E sicuramente la Dunata degli Alpini, perché non ero mai stato una dunata, quindi ho vissuto la dunata per la prima volta, ma anche da protagonista con il coro, e sicuramente è stata carica di emozioni. Il ricordo a portare nel cuore forse è stato proprio alla Triveneta di Vittorio Veneto di qualche anno fa, dove un po' le giornate molto belle, molto serene, molto sentite per la nostra città, hanno portato un mix di emozioni che mi porto ancora dentro, ecco. Quale augurio ti senti di fare al coro Col di Lana per il futuro? Auguro di migliorarsi continuamente, la voce, la tecnica, i canti e tutto quanto. Siccome essendo io il più anziano del coro, per me ancora, finché mi sostiene la voce, farò ancora parte. Io auguro di partecipare, diciamo, ai ragazzi di entrare dentro in un coro, perché c'è famiglia. E rieccoci in studio, abbiamo sentito le parole di alcuni dei rappresentanti, dei coristi del coro Col di Lana, e abbiamo visto quello che accade un po' in sede di prove, quindi dietro le quinte. Tornerei da Michele Paludetti. Molto spesso magari chi viene ad assistere a un concerto non si rende conto di che cosa c'è dietro, cioè del lavoro, della preparazione, dei mesi anche che magari stanno dietro all'esecuzione corretta di un brano, giusto Paludetti? Vabbè, sicuramente quando si mette in piedi un brano, magari per la gente dal di fuori di un coro, può sembrare che sia una cosa veramente facile. Mettere in piedi un brano vuol dire, come dicevi tu Federico, mesi di, tra virgolette, duro lavoro, perché i pezzi che stiamo adesso andando a studiare sono tutti pezzi importanti che hanno bisogno di tanto tempo dedicato per poi poterli mettere insieme. E così sono tutti i pezzi che ultimamente abbiamo fatto, che sono pezzi anche di nostri musicisti locali, perché
ultimamente tra il maestro Lanaro, tra il maestro Darold e il maestro Susanna, perciò tutti maestri veneti, abbiamo dei pezzi veramente belli che hanno, e vediamo il successo che hanno verso un pubblico che li reputa sempre pezzi meravigliosi, e questo ci dà molta soddisfazione. Mettere nel nostro tra virgolette catalogo pezzi così serve veramente a prendere e a dare un margine qualitativo in più al nostro coro. Perciò tanto studio, come dicevo prima, ma anche tanta soddisfazione e tanta voglia di fare. Soddisfazione che arriva dal pubblico che vi applaude in maniera calorosa. Stiamo vedendo adesso le immagini del concerto che avete fatto in occasione dell'Adunata Nazionale ad Udine. C'è stato proprio un'ovazione al termine della vostra esecuzione. Tanta soddisfazione. Adesso c'è qua Marco, credo che possa anche dire lui, essendo la memoria storica, il passaggio anche del successo, perché come diceva lui prima erano, perché io faccio parte del coro Col di Lana dal 2010, perciò sono 13 anni, ma prima era un coro compatto e enorme, e perciò molto spesso io vedo da quello che succede c'è una via di mezzo, nel senso che c'è una parte di pubblico che preferisce i cori enormi e con una struttura che si vada a demolire quasi i muri della chiesa, a quelli che preferiscono la qualità con un coro più ridotto ma molto più concentrato nella coralità. Perciò qua credo, no, Marco, che ci sia stato un cambio di passo anche nel nostro pubblico, nel pubblico che andiamo a intercettare. Allora sentiamo appunto anche Marco Carraro in merito a questo, il lavoro, diciamo, che sta dietro all'esecuzione corretta, giusta, emozionante di un brano. Sì, prendo spunto da quanto ha detto Michele e faccio un piccolo excursus anche di quanto ha fatto il coro Col di Lana, perché il coro Col di Lana ha partecipato al primo concorso regionale di coralità della provincia di Treviso, promosso dalla provincia di Treviso all'epoca, e diciamo non vincendolo, perché non ci vogliamo prendere più di quanto meritato, però non è stato attribuito il primo posto, è stato attribuito solo il secondo al coro Col di Lana. All'epoca era la formazione di cui stava parlando Michele, cioè una quarantina di coristi, e Sabrina sfruttò all'epoca proprio questo, cioè un importante divario di volumi, dai pianissimi ai fortissimi ad esempio, e i fortissimi erano veramente fortissimi, per cui a briglie sciolte alla Ben Hur ci lanciava verso decibel non indifferenti, che però catturavano l'attenzione del pubblico. Questo però voleva dire snaturare un po' le voci, non essere precisi, perdere in altri punti il colore della canzone, eccetera eccetera, e Sabrina, volendo implementare i pezzi del coro e volendo cambiare anche la tipologia dei pezzi del coro, ha deciso di intraprendere, come diceva prima Michele, un percorso di studi. E questo è stato fatto, appunto, accettato da una parte del coro e da un'altra parte non accettato, con la conseguente decisione di non partecipare più alle attività corali, cosa che non voleva dire uscire dall'associazione, perché l'associazione lascia sempre la porta aperta. Ma qualcuno, ovviamente, un po' per l'età, non volendo più mettere in gioco, eccetera, eccetera, ha deciso di non partecipare alle lezioni, appunto, di musica, eccetera, eccetera, e di semplicemente smettere di cantare nel coro, ma partecipando a comunque le occasioni corali, venendo via insieme per, appunto, serate cantate oppure l'adunata, eccetera, eccetera. Quindi il coro non è che ha perso più di tanti coristi, e ha perso, diciamo, appartenenti alla parte corale, non alla parte dell'associazione. Però questo cambio di rotta ci ha portato intanto a poterci confrontare in altri concorsi dove siamo riusciti ad arrivare sempre alla fase finale del concorso, quindi alla scrematura
dei primi cori, parlo di Ivrea ad esempio tantissimi anni fa, per non parlare degli ultimi Ledro, dei quali siamo contentissimi, sia del primo Ledro dove siamo arrivati quarti, sia del secondo dove pur essendo arrivati sesti ma con all'interno dei cori decisamente più performanti della prima occasione, ci siamo portati a casa un premio per la Sabrina, nel senso per la direzione della Sabrina, per la sensibilità di Sabrina, il che vuol dire che questo abbiamo trasmesso a chi ci ascoltava, alla giuria che ci ascoltava. Ecco, direi che questo è il percorso fatto, pezzi più impegnativi dal punto di vista corale, dal punto di vista dell'ascolto, dal punto di vista della resa e quindi con uno studio molto più approfondito del pezzo, del significato delle parole che stai cantando, di alcuni passaggi fonici non da poco, più accurati, più studiati, e quando però ti nasce la creatura alla fine, ti senti proprio soddisfatto perché l'aver portato a termine un pezzo importante, difficile, e sentirlo dalle prime volte che cominci a mettere insieme le 4 parti o 5 o 6 parti che siano, arrivare a portarlo alla fine e sentire la pelle d'oca, ecco, sono sensazioni che auguro a tutti, perché vuol dire che a fronte di un impegno molto grosso hai soddisfatto la tua passione. Ecco, questo è quello che ci porta a fare il Coro Alpino Col di Lana. Quindi Marco ci hai dato un po' anche una panoramica su quella che è proprio la gestazione, diciamo, che porta poi all'esecuzione di un brano. Lo diceva Introvigne quando in sede di presentazione, diciamo, della seconda parte della nostra trasmissione, il coro Col di Lana si è distinto in questi anni anche per tutta una serie di esecuzioni su palcoscenici importanti. Ricordo un'esibizione in Senato, sì, se non sbaglio, ricordo qualche anno fa, in occasione della visita del Presidente della Repubblica qui a Vittorio Veneto, sul palco del Teatro Lorenzo da Ponte, durante la diretta Rai c'era appunto il coro Col di Lana, quindi tutta una serie di appuntamenti anche prestigiosi che vi hanno dato un rilievo e un prestigio anche nazionale. Se dovessimo, magari partiamo da Paludetti e poi ripassiamo a Carraro, l'appuntamento più emozionante, il momento in cui avete cantato e proprio vi siete sentiti un tutt'uno, ecco, qual è stato uno di questi appuntamenti? Sicuramente il 2018 con il Presidente Mattarella è stato un momento veramente uno dei più bei momenti da corista che un corista può vivere. È stato di una soddisfazione e emozione unica e quello sicuramente per me almeno è stato il numero uno. Poi andare alla Rai a 1 mattina in diretta è stata un'altra esperienza che, anche se abbiamo avuto un breve tempo a disposizione insieme al coro mesulano, è stato qualcosa che andava oltre le nostre abitudini quotidiane, perciò anche quella è stata di un'emozione unica. Siamo andati dal Papa, abbiamo cantato in piazza San Pietro e sono stati quegli anni proprio che prima del Covid ci hanno sottoposto a una serie di viaggi continui verso il centro Italia che spesso dicevamo ma ci conviene a questo punto prendere casa qua verso l'Abruzzo o il Lazio e così almeno evitiamo di andare avanti e indietro. È stato un momento veramente storico per il coro. E purtroppo si è interrotto nel momento della pandemia, speriamo che ci siano altre occasioni per riprendere questa marcia così di soddisfazione. Marco Carraro, l'emozione più forte? L'emozione più forte sicuramente condivido con Michele il cantare davanti al Presidente, anche perché non è stata una cosa che abbiamo cercato, è stata una cosa per la quale siamo stati cercati. Quindi la soddisfazione era doppia. Però dico soltanto una cosa, l'emozione che comunque abbiamo quando cantiamo insieme in particolari momenti, cito le adunate, che siano
le adunate nazionali piuttosto che il Triveneto. La sezionale, sì, la sezionale è un po' differente perché giochiamo in casa forzatamente, quindi. Però sono momenti in cui la famiglia coro, perché da un po' di anni finalmente anche direi c'è uno zoccolo duro che sta crescendo e sta germogliando ed è diventata famiglia. Velocissimamente, l'adunata di Belluno non abbiamo avuto occasione di partecipare come coro a una serata, ma eravamo a Belluno lo stesso perché con l'occasione si è voluto essere là, presso casa di un nostro corista. Abbiamo mangiato insieme come una famiglia, abbiamo cantato, la gente che passava si fermava fuori al cancello, abbiamo fatto il crocicchio fuori dal cancello e questo è quello che abbiamo creato ed è una soddisfazione ogni volta e più alto è il target, il concorso, piuttosto che, ecco, cito anche i concorsi perché dai concorsi vieni fuori talmente da una fase di tensione a una fase di soddisfazione che sfocia tutto in un abbraccio comune e quello è, secondo me, i momenti più belli, sono proprio i momenti che costruiscono il gruppo e che ci fanno diventare coro, perché il coro non è una persona che canta, sono tante voci che devono cantare assieme. Ecco. Certamente, certamente. Allora, mi avete raccontato insomma quello che è stato il percorso, questa evoluzione di cui ci avete parlato. Ora però la mia classica e fatidica domanda riguarda il futuro. Che cosa augurate al coro Col di Lana per il futuro? Parto da Marco Carraro. Beh, al coro Col di Lana auguro intanto la possibilità di continuare a crescere, sia numericamente perché ogni anno appunto abbiamo avuto degli innesti fortunatamente che ci hanno permesso di rimpolpare le fila e di ringiovanire la voce del coro. Auguro dei meritati successi su palchi che possano essere da concorsi piuttosto che da serate corali di un certo spessore. Auguro al coro Col di Lana di rimanere, come ho avuto la possibilità di fare recentemente con purtroppo la perdita di uno dei nostri fondatori, l'Antonio Della Libera, che abbiamo appena salutato, di dire a tutto il resto del gruppo che siamo un bel gruppo. Non è facile costruire una cosa del genere e quindi l'augurio è quello di rimanere comunque sempre un bel gruppo. Rimanere un bel gruppo, Michele Paludetti si unisce a Marco sicuramente Carraro. Mi unisco a tutto ciò che ha detto Marco. La nostra è una grande famiglia, perché come diceva prima Marco, anche quelli che sono fuoriusciti per qualsiasi motivo sono ancora parte della famiglia. Essere una famiglia vuol dire essere veramente un'associazione che guarda il futuro, nella quale tutti quelli che vivono il presente sono ovviamente presenti, ma anche tutti quelli che si sono ritirati. Auguro di poter progettare sempre cose nuove, di avere stimoli sempre nuovi per raggiungere sempre traguardi nuovi, magari sempre con Sabrina. Magari potrà anche doppiare i 33 anni e passarli ai 66, temo sarà qualcosa di difficile, ma noi ce lo auguriamo. Ovviamente ci vogliono coristi nuovi e i coristi nuovi credo che facendo un buon canto si possano anche inserire con un po' più di facilità, perciò che ci sia sempre un ottimo canto e un'ottima voglia di cantare. Grazie, perché l'entusiasmo appunto traspare dalle vostre parole, dai vostri racconti e quindi speriamo di aver fatto conoscere appunto anche ai nostri telespettatori qualche aspetto del vostro coro non propriamente noto, insomma, ecco. Quindi io ringrazio allora per essere stati qui con noi Marco Carraro e Michele Paludetti, vicepresidenti
dirigente e presidente del coro Col di Lana, e ringraziamo ovviamente anche tutti i coristi. Ogni volta che io vengo a importunarvi col microfono, insomma, ecco, colgo l'occasione, insomma, così, ma è sempre bello vedere queste realtà belle, frizzanti, spumeggianti, e come ci diceva anche prima Marco Carraro, un tutt'uno, insomma, una grande famiglia con dei begli obiettivi, insomma, ecco. Quindi grazie agli amici del coro Col di Lana per essere stati in nostra compagnia, grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo il nostro canale sul digitale terrestre per quello che riguarda le smart TV, quindi ci potete vedere in tutto il Veneto sul canale 19 della vostra smart TV premendo la freccia verso l'alto, oppure su tutti gli altri device, quindi potete seguirci sul nostro sito www.latendatv.it, il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.